Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata La Tempesta, regia di Alessandro Serra per la stagione del Comune di Bari a cura del Teatro Pubblico Pugliese. La Ciociara con Caterina Costantini per la stagione dell'Anchicinema. La Tempesta è un inno al teatro, fatto con il teatro la cui forza magica risiede proprio in quella possibilità unica e irripetibile di accedere a dimensioni metafisiche attraverso la cialtroneria di una compagnia di comici che calpestano 4 assi di legno con pochi oggetti e un mucchietto di costumi rattoppati. Qui risiede il suo fascino ancestrale, nel fatto che tutto avviene di fronte ai nostri occhi e che tutto è vero pur essendo così simulato, ma soprattutto che quella forza sovrumana si manifesta solo a condizione che ci sia un pubblico disposto ad ascoltare e a vedere, immaginare e a condividere il silenzio per creare il rito. Alessandro Serra, regista della Tempesta, qui al Piccinni di Bari per il Teatro Pubblico Pugliese. Spiegaci subito il tuo modo di fare regia. Sappiamo che hai anche tradotto il testo e quindi facendo una messa in scena particolare. Io mi occupo di scrittura di scena e quindi il mio è uno sguardo un po' più autorale. E per questo trascorro molti mesi a contatto con il testo per conoscerlo bene, lo riscrivo in un italiano più agile, più, diciamo così, più musicale e nel farlo imparo a conoscerlo meglio e questo mi consente di occuparmi anche degli altri aspetti della scrittura di scena, appunto come la scenografia, le luci, gli oggetti, i costumi, il lavoro con gli attori. E parliamo subito delle modifiche. Innanzitutto quello che non c'è in questa versione della Tempesta è quello che viene tradotto in immagini, in azioni sceniche e soprattutto la funzione delle luci. Una volta che si conosce bene a fondo il testo, si può in qualche modo cercare di tradurlo con immagini, con azioni, in teatro, certo, perché come dire, a volte un gesto o uno sguardo può dire molto meglio di molte parole in qualche modo, no? Questo rende la fruizione per lo spettatore più agile e anche, se vogliamo usare, diciamo, meno noioso anche, perché comunque il nostro compito è anche di non annoiare troppo il pubblico, perché spesso uno pensa che a teatro ci si annoi e in parte forse a volte è anche vero, quindi questa è una grande responsabilità, insomma. Nell'epoca dell'immagine dobbiamo non farci sopraffare dalle immagini, perché c'è il rischio che ci rubino l'anima, ma in qualche modo giocare con il linguaggio. Parliamo della scena del banchetto. Sì. Come ti è venuta in mente? Ma anche lì conoscendo bene il testo, perché dai libri, dai testi, dagli studi che sono stati fatti non si capisce bene che tipologia di spiriti esattamente prospero, attivi e evochi per poterli spaventare e per poterli ammaliare, no? Sono tutti in qualche modo sottostanno ad uno stato stuporoso, no? E c'è questa parolina a un certo punto, la dice Gonzalo, ed è drollery. Quindi sono andato a cercare, molti conoscono forse questa parola, io ne avevo un ricordo per degli esami su Bosch in particolare, e sono proprio quelle figurine che appaiono nei quadri con, ad esempio, non so, degli esseri umani senza collo, oppure mezzo pesce, mezzo essere umano, quelle figure, diciamo, medievali che portano così una grossa simbologia, ma che hanno un impatto visivo molto forte. E ovviamente non ho cercato di ricostruire quelle figure, ma è un po' lunga da raccontare, insomma, ma in quel periodo del nostro lavoro abbiamo attraversato letteralmente un bosco di betulle, e quindi nel costruire le maschere di questa scena abbiamo raccolto tantissime cortecce di betulle, di queste betulle antichissime cadute in terra, e quindi c'è questo bagliore. Adesso un consiglio per i giovani, chi vuole fare teatro oggi, qual è il consiglio di Alessandro Serra, che in un certo senso fa teatro, ci è riuscito? Che cosa bisogna fare? Ma intanto bisognerebbe chiarirsi, cioè chiarire se c'è un amore. Sono due grandi domande. Uno, se c'è veramente amore per il teatro, o l'amore per il teatro e il cinema o le fiction, che sono due cose totalmente diverse e richiedono uno studio totalmente diverso e anche una vita anche guadagni totalmente diversi, devo dire, no? E la seconda, la grande domanda, per citare Stanislavski, è bisognerebbe capire o interrogarsi, e in questo la pedagogia dovrebbe avere un'importanza fondamentale, se si ama se stessi nell'arte o se si ama l'arte in se stessi. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte.
Un saluto a tutti e non so cos'altro dirvi se non cercate di riempire i teatri il più possibile, perché è l'ultimo rito rimasto. La Ciociara, l'Anche Cinema con Caterina Costantini, un romanzo, un film, la madre, la figlia, lo stupro. Tutto questo è diventato memoria collettiva. Riproporre oggi La Ciociara in teatro, dichiara Aldo Reggiani, significa ripercorrere la memoria di un incubo che al risveglio lascia l'amaro in bocca, un senso di solitudine. Dopo, quando l'acutezza delle sensazioni che si provano durante l'emergenza finisce, la piccola vita di tutti i giorni frantuma l'esistenza in mille piccoli fastidi, chi come ci si era vissuto un ritorno alle origini solide e contadine della propria cultura non potrà più adattarsi e sarà condannata alla solitudine. Caterina Costantini con La Ciociara qui per la stagione dell'Anche Cinema, spiegaci subito come hai impostato questo personaggio difficilissimo. L'abbiamo impostato nell'85 col mio compagno di allora Aldo Reggiani, che abbiamo dedicato appunto La Ciociara proprio a ricordare questo grande attore. Non solo era il mio compagno con cui ho fatto un figlio meraviglioso, e come me l'ha impostato in maniera talmente profondamente, quindi non è stato tanto difficile riprenderlo dopo tanti anni. Naturalmente sono cresciuta nel frattempo e quindi chiaramente la maturazione di un attore che mi ha dato più opportunità questa volta di arricchirlo, quindi è ovvio. L'attore non può fermarsi, è sempre in evoluzione. Poi questo testo è particolarmente attuale, quanto è importante fare teatro e facendo delle scelte attuali per il pubblico? Sarebbe ora, il fatto che noi abbiamo viziato il pubblico in malo modo, abbiamo iniziato per cambiare le cose, dovevamo approfondire gli argomenti, le problematiche della vita che si presentavano allora e che si presentano ancora oggi, anzi dirò ancora molto più profondamente, perché forse è più attuale oggi quello mettere su La Ciociara che non allora, perché allora venivamo dalla guerra e sembrava che la guerra non dovesse più tornare e invece è tornata, ahimè, come lo stupro, che certamente non è che non ci fossero allora, ma di questa portata non potevamo immaginare che potesse accadere una cosa così terribile. Come diceva il grande Majakovskij, il teatro non è specchio che riflette, ma lente che ingrandisce. Cosa vuol dire? Vuol dire che il teatro ti permette di entrare nel problema e di allargarlo in modo tale che si possa recepirlo fino in fondo. La scena più difficile di questo spettacolo qual è? Ma indubbiamente è la scena dello stupro, perché chiaramente mentre a cinema l'efficacia che porta 100 marocchini che ti assaltano, che poi era come devo dire, una perplessità molto grande di Moravia quando andai a chiedere l'autorizzazione, mi disse appunto ma non capisco come farà a fare la scena dello stupro, e invece poi Annibale Ruccello, grande autore scomparso anche lui, ha fatto in modo che quel monologo veramente potesse dare veramente quella cosa terribile che è lo stupro attraverso solo delle parole. Insomma, il profumo di palcoscenico è molto importante. Tu come lavori in questo senso? Ti immergi immediatamente nei personaggi oppure mantieni una certa distanza quando reciti? In generale tendo a guardarli i personaggi, ma farsi coinvolgere l'attore non è che si deve fare coinvolgere, perché l'attore ha il compito di coinvolgere più di farsi sopraffare, no? In realtà le emozioni al pubblico le dai se sei vera, se crei la verità. Ecco, questo è fondamentale per l'attore, raccontare il vero, più del vero. Grazie mille di essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ragazzi, andate a teatro perché vi si aprirà la mente e vedrete che non è così noioso come voi pensiate. Il teatro veramente è un rapporto che dovete voi creare, dialogare, è un dialogo fatto di passione, fatto di amore, quindi c'è un'empatia che si crea con l'attore e il pubblico che è meravigliosa. Non privatevene, perché voi siete il futuro, io mi rivolgo soprattutto ai giovani.
perché ormai a parte che io trovo che è sempre un pubblico pieno di donne, che il teatro si regge soprattutto per le donne, quindi ancora una volta dico viva le donne, anzi volevo fare una petizione, dico sempre alla fine dei miei spettacoli, che dovremmo chiamare non più teatro ma teatra. E per ripetere Majakovskij, il teatro non è specchio che riflette, ma lente che ingrandisce. Grazie. Anche Cinema, ne parliamo con il direttore artistico e il fautore, la mente di Anche Cinema, che è Andrea Costantino. Raccontaci un po' di questa stagione, come l'hai pensata, come l'hai architettata, qual è il filo conduttore? Allora, innanzitutto nasce dalle collaborazioni col territorio e con i nostri spettatori, quindi abbiamo iniziato una collaborazione con diverse realtà e poi quest'anno inauguriamo un gemellaggio con il Teatro Ghione di Roma, che ospiterà anche una nostra produzione a breve, il 19 gennaio. Mario Margiotta lo portiamo a Roma, al Teatro Ghione. Alcuni degli spettacoli in stagione vengono fuori proprio da questo gemellaggio con le produzioni del Teatro Ghione, altre invece vengono fuori già da uno storico, dove collaborando, quindi abbiamo coniugato, dato valore a all'empatia e alla collaborazione che abbiamo con gli operatori, con gli artisti, e poi ovviamente abbiamo cercato di programmare il più possibile un ventaglio ampio di spettacoli, di musica, di teatro. Senti, un consiglio a chi vuole fare il direttore artistico. Che consiglia un giovane che vuole dirigere un teatro oggi? È difficile? Come in tutte le esperienze collettive non si deve immaginare in solitario a scegliere cose. Il cinema è un'arte collettiva, il teatro è un'arte collettiva, tranne se uno fa un monologo, ma lo farà in un teatro, ci sarà un gruppo che lo accoglierà. Questo lavoro è bello perché lo si completa con gli altri, nulla viene fatto da uno solo, tutti siamo anche sostituibili, tutti abbiamo dei nostri talenti e delle nostre qualità, ma che si completano negli altri. Quindi il consiglio che darei è di entrare in un gruppo di lavoro, vedere come funziona, ma fare una squadra. Senza una squadra un direttore artistico non vale nulla. In questo caso io condivido la direzione artistica con Mara Salcuni e anche con tutto lo staff di Anche Cinema, perché lavoriamo veramente in collettivo e questo messaggio che condividiamo all'interno cerchiamo di lanciarlo all'esterno. Cioè, mi piace che il pubblico ci segua, ci dia consigli, ci selezioni artisti, ci sono spettacoli che vengono programmati grazie alla segnalazione del pubblico, anche uno solo. Capita a volte invece che uno spettatore diventa proprio attivo nel portare già una parte del pubblico. Questo dialogo, questo modo di lavorare agevola noi e poi rende tutto anche più bello. Grazie mille per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto a tutti, grazie per averci dato questa grande opportunità di intervenire nella vostra vetrina, spero ci possano essere altre opportunità anche con voi, perché anche in questo caso i commenti magari ci saranno sotto l'intervista sul vostro upload, sulla vostra pagina, saranno per noi un'indicazione, quindi commentate, interagite, dateci consigli e veniteci a trovare. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.